La chiusura a tempo indeterminato del parcheggio pluripiano di Agrigento non si può giustificare soltanto con i danni prodotti dall'incendio dell'impianto elettrico e a quello di videosorveglianza. Così, in un comunicato stampa, il presidente di Confesercenti Vittorio Messina, già presidente della Camera di Commercio di Agrigento, a commentare la notizia. Con molta probabilità, aggiunge Messina, la decisione presa a seguito del sopralluogo dei Vigili del Fuoco sottende le problematiche più complesse che si riferiscono anche all'agibilità, alla sicurezza della struttura, che sono antecedenti all'incendio stesso. La decisione in questa fase ovviamente dovuta, continua Vittorio Messina, desta particolare allarme, aggiunge il presidente di Confesercenti, in quanto il parcheggio rappresenta un'area di servizio fondamentale per i residenti e per chi frequenta i negozi della via Atenea e non solo. Pertanto, conclude Vittorio Messina, sarebbe opportuno che da parte dell'amministrazione comunale possano arrivare notizie precise in merito alle soluzioni da trovare nell'immediato per lenire e alleviare i danni che se ne ricavano per il commercio e tutte le attività che insistono nella via Atenea, e inoltre che si faccia chiarezza riguardo ai tempi necessari per riaprire il parcheggio.